insieme le singole imprese e gli artigiani possono trovare nell'associazione e nella CNA un elemento che li aiuta a guardare diversamente il futuro. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Siamo giunti alla conclusione di questa stagione e lo facciamo insieme a Matteo Ribbon, segretario di CNA Veneto. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti e buongiorno Giacomo. Allora Matteo, siamo qui a raccontare le imprese artigiane, lo abbiamo fatto nelle precedenti 19 puntate, 10 della prima edizione e questa è la 10ª della seconda edizione. Da dove nasce l'idea di voler raccontare il mondo dell'artigianato veneto attraverso un linguaggio anche relativamente nuovo come quello del podcast o comunque inusuale per questo mondo? L'idea nasce sicuramente dal fatto di raccontare dal profondo le storie dei nuovi artigiani e soprattutto cercare di dare un'idea non che guardi al passato, ma che guardi con attenzione al futuro. E quindi siamo andati giustamente alla ricerca di figure che in qualche maniera hanno raccolto testimoni rispetto all'attività di impresa, piuttosto che hanno creato delle loro imprese e che stanno lavorando in un mercato complicato, con tante criticità, ma sicuramente con un entusiasmo nuovo che vogliono accompagnare nella loro impresa e anche guardare con fiducia al futuro. Questo è un elemento, penso, importante che ha unito un po' le storie e i racconti di questi artigiani. Matteo, tu sei segretario dal 2019, quindi hai vissuto anni anche difficili per le imprese, per il mondo dell'artigianato, ma per tutto il comparto veneto. Vuoi fare un po' un bilancio di questa tua esperienza? Nelle difficoltà abbiamo sempre cercato di trovare delle nuove opportunità, è stato molto complicato in alcuni momenti perché ci sono state anche delle criticità inaspettate, vediamo quello che è successo durante la fase del Covid, oppure quello che è successo e sta succedendo ancora nella fase di tensione internazionale e delle questioni che in qualche maniera mettono in discussione anche un equilibrio che sembra molto distante da noi, ma che in realtà poi ci riguarda da vicino. Il ruolo di CNA è stato quello di esserci al fianco di tutte le strutture che in qualche maniera fanno parte del nostro sistema, ma soprattutto di esserci al fianco delle imprese, che è la nostra missione ed è quello con cui lavoriamo quotidianamente. In questo caso non è stata solo una questione di aiutare le imprese nell'ordinario, ma soprattutto di riuscire ad essere quel tramite nel rapporto con le istituzioni, nel rapporto con cambiamenti che magari non erano in grado di capire o di affrontare singolarmente, e da questo punto di vista il ruolo dell'associazione si è rafforzato, soprattutto in alcuni momenti, e credo che in questa fase qui serva sempre di più riuscire a dare un senso che insieme le singole imprese e gli artigiani possono trovare nell'associazione e nella CNA un elemento che li aiuta a guardare diversamente il futuro e trovare anche forme di collaborazione, sinergia con altre imprese, perché singolarmente non è tutto così semplice e particolarmente in questo momento per un territorio che è in evoluzione. Hai toccato un tema che anche Moreno De Col nella prima puntata della stagione, il presidente di CNA Veneto, ricordiamolo, ha sottolineato, ovvero l'importanza del ruolo intermedio che CNA ha tra le imprese e i decisori politici regionali, ma non solo. Mi sembra di capire che in questi anni si è rafforzato questo ruolo, è diventato anche veramente la prima missione di CNA. Lo è soprattutto nell'ambito in cui lavoriamo, che è quello dell'istituzione regionale, ma lo è anche in un raccordo tra quella che è le esigenze dei territori, che hanno perso da un certo punto di vista alcuni elementi istituzionali come quello delle province, che in qualche maniera è stato svuotato di una serie di poteri, quindi adesso i poteri sono rimasti soprattutto nelle capacità, nelle operatività dei comuni, quindi in maniera molto frammentata, e anche il contesto nazionale. Noi in questo aggiungiamo un altro elemento, cioè per cui c'è stato un rafforzamento del rapporto con la regione, di un'interlocuzione sempre più forte anche per portare a casa dei risultati a vantaggio delle imprese e del territorio,
ma anche nell'interlocuzione nazionale, dove in qualche maniera il ruolo del Veneto e il ruolo della CNA è diventato un elemento di autorevolezza nella proposta, negli stimoli e nel lavoro che viene fatto anche con i rappresentanti del territorio che si trovano nel contesto nazionale. Però aggiungerei un altro elemento, che è quello del rapporto con le altre regioni. Noi abbiamo sempre sviluppato questa cosa e abbiamo cercato di rafforzarla sempre di più. Io parlo con le regioni soprattutto che ci sono vicine, che hanno problemi comuni, per cui tutta l'area del nord-est, ma anche in particolar modo per cui Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ma anche e soprattutto Emilia Romagna e Lombardia, che insieme a noi costituiscono l'asse portante dell'ambito manifatturiero, ma comunque dell'economia del territorio nazionale. E soprattutto in questo periodo qui hanno anche un confronto costante, un confronto continuo, soprattutto con le regioni europee, perché i competitor, le relazioni o comunque il confronto molto spesso, siccome l'Italia è molto diversificata, si sviluppa in quell'ambito lì, che è lo stesso ambito dove lavorano le nostre imprese, perché direttamente o indirettamente sono molto collegate alle filiere, in questo caso europee, internazionali, ma che viaggiano su Francia, Germania, Paesi Bassi, piuttosto che tutti i paesi che fanno parte del contesto europeo. Quindi il nostro ruolo è stato questo, cercando sempre, che questo è un altro elemento importante, di non lavorare in maniera nostalgica rispetto alle posizioni del passato, rispetto anche alle interlocuzioni più facili che ci sono state in termini istituzionali e politico in altri momenti, ma cercando di guardare all'oggi e soprattutto cercando di inserire degli elementi di novità. Perché stando nelle competenze, nel merito, ma anche avendo una visione di futuro, perché questo è un elemento rilevante anche per dare un'idea, una visione al mondo imprenditoriale. Questa cosa qui ho visto nel corso del tempo, un lavoro che è stato fatto assieme con la dirigenza, con tutte le realtà territoriali del contesto veneto e insieme anche ad altri. Questo è un elemento che può aiutare a supportare il nostro mondo e allargarlo anche ad altre figure, ad altre tipologie di imprese o di soggetti che vorranno o vogliono essere rappresentati da noi. E questo succede soprattutto in settori molto diversi. Abbiamo avuto degli esempi, insomma in questi anni faccio l'esempio non so della filiera del cinema che sembrava molto diversa e molto distante dal mondo dell'artigianato, in realtà è molto permeata di soggetti di questo mondo. È una filiera attiva che ha una sua vivacità anche nel rapporto col territorio, con dinamiche di turismo, con dinamiche di maestranze molto diverse ed è uno stimolo anche per altri settori. Quindi è la voglia di provare a lavorare sempre con un'ottica che guarda avanti e che cerca di costruire un fermento soprattutto nel nostro tessuto veneto. Stiamo vivendo un anno importante perché, come abbiamo ricordato, questo è il 50° anniversario di CNA Veneto. Tu giustamente hai sottolineato come non si debba essere solo nostalgici, ma anche guardare al futuro. Come state vivendo quest'anno di celebrazioni anche per i 50 anni di CNA Veneto? È un traguardo importante, è un traguardo che è legato comunque a un pezzo di storia della nostra associazione che a livello nazionale nasce 80 anni fa, per cui festeggiamo un doppio anniversario. La nostra storia è legata comunque al ruolo delle istituzioni regionali, cioè l'esigenza di trovare un elemento che fosse più ampio, più forte del contesto territoriale e che sia di raccordo tra il contesto dove nasce l'impresa e le istituzioni nazionali. La regione negli anni 70 ha cominciato nasce, si sviluppa e comincia a avere tutta una serie di poteri e di attività e di risorse e quindi la CNA nasce da questo elemento cercando di fare massa comune, massa critica per poter essere più forti nel rappresentare l'artigianato. Noi celebriamo i 50 anni, raccontiamo la storia, racconteremo la storia anche nel dettaglio di quello che è stato fatto in questi anni per il mondo dell'artigianato,
per il sistema della bilateralità del mondo dell'artigianato, che è un unicum per la sua forza, la sua dinamica di relazioni nel Veneto, e tante altre cose che sono state fatte in questi anni. Penso agli ambiti strutturali che sono serviti a lavorare sui campi della formazione, del credito e di altri elementi a supporto delle imprese, che hanno elevato la competenza da una parcellizzazione ad una massa critica regionale, tante volte interregionale. Ma noi vogliamo guardare anche al futuro, quindi quando noi raccontiamo i 50 anni non lo vogliamo fare semplicemente raccontando le cose magari positive che ci sono state o comunque che si sono evolute in questi anni, ma cercando di dare un'idea che vogliamo festeggiare e accompagnare i prossimi 50. Quindi bisogna parlare di nuova imprenditoria, perché noi rappresentiamo le imprese e abbiamo la voglia di riuscire a creare gli elementi per far nascere continuamente nuove imprese o per far passare il testimone da un'impresa che anagraficamente arriva a un'età pensionabile e che invece è un testimone che viene raccolto da altre persone che possono essere di vario tipo. Un certo fermento che è quello che ha fatto grande il Veneto e il Nord-Est, che si è un po' assopito, e noi dobbiamo trovare tutti gli elementi per vivacizzarlo, per cui abbiamo parlato anche in questo anno in un contesto internazionale come quello di Cortina, nelle dinamiche poi approfondite di un tessuto urbano come quello del Comune di Venezia, all'interno dell'ambito della nuova imprenditoria. Quali sono le nuove imprese, come nascono, quali sono le spinte che le caratterizzano, cercando di capire cosa si può fare per supportarle ulteriormente e fare in modo che questo sia utile a gemmare altre attività, altre imprese. Non bisogna aver paura del distinguo tra l'idea che l'artigianato lavora con le mani, ha delle competenze dove l'imprenditore, l'artigiano è addentro la dinamica d'impresa, ma dentro a tutto questo mondo che sta evolvendo ci sono delle competenze manageriali e organizzative che entrano anche nell'impresa artigiana. Ci sono delle tecnologie che possono entrare tranquillamente nell'impresa artigiana senza snaturarla, essendo di supporto. Ci sono delle dinamiche poi di welfare, di vita, lavoro, che devono essere comunque parte di sostenibilità, tutti temi di cui l'artigianato e la piccola impresa non deve aver paura, ma deve riuscire a capirla, entrare dentro ai meccanismi, assieme ovviamente al lavoro che può fare assieme all'associazione, e usarli per caratterizzare la propria dinamica sul mercato e caratterizzare la propria dinamica economica. Quindi celebriamo il passato e lo facciamo con orgoglio in questi 50 anni, e lo faremo a fine settembre con orgoglio, raccogliendo e coinvolgendo le istituzioni, tutti gli stakeholders e tutti i nostri associati anche nella dinamica di partecipazione. Ma lo facciamo anche cercando di spingere, di dare evidenza, di supportare tutto quello che si sta muovendo in questo momento, e che noi, visto e considerato che è un periodo dove i numeri italiani rispetto al mondo sono molto piccoli anche in termini di nuove nascite, quindi nuove nascite reali e nuove nascite d'impresa. Noi dobbiamo comunque accompagnarlo perché abbiamo ancora delle carte da giocare. Io credo che queste cose qui siano fondamentali. Uno dei temi che è emerso nel corso delle nostre interviste, anche se poi a me piace chiamarle chiacchierate, è quello delle tante sfide che gli artigiani sono costretti, obbligati ad affrontare giorno dopo giorno in un mercato del lavoro sempre più difficile, competitivo, complesso, internazionale. Quali saranno invece le sfide che CNA Veneto come associazione si propone di affrontare nei prossimi anni? Non dico nei prossimi 50 anni perché è impossibile fare un bilancio oggi anche soltanto a 2 o 3 anni, però diciamo quali saranno secondo te i temi al centro della discussione nei prossimi anni? Noi abbiamo caratterizzato questo ragionamento già diciamo ancora 5 anni fa, ma lo stiamo portando avanti soprattutto in questa fase con la Regione. Quando noi parliamo di un patto per lo sviluppo, cioè l'idea di accompagnare delle azioni che aiutino a lavorare sulla competitività del territorio
e delle imprese, ma comunque anche di tutto il territorio, parliamo anche di un tema di attrattività di questo territorio. Le due sfide importanti che abbiamo sono quella di fare in modo che l'idea di comunità, che è quella della CNA, possa accompagnare l'impresa, i propri collaboratori e tutto quello che ruota l'impresa in tutte le proprie esigenze. Okay? Essere un punto di riferimento per supportare le imprese in queste esigenze, dove alla fine una delle cose importanti che deve essere ancora sviluppata ulteriormente, anche portando fuori le imprese dalla propria realtà, dalla propria bottega, riuscendo a capire il mondo e avendo degli elementi di competenza per affrontare il mondo. Quindi questo serve l'associazione, deve dare anche degli stimoli evolutivi e in qualche maniera utili anche a ragionare in maniera strategica. L'altro elemento indispensabile è il tema dell'attrattività del territorio. L'attrattività del territorio è legata comunque alla relazione che si svolge nel territorio, quindi ci devono essere degli elementi che fanno in modo che giovani o persone anche meno giovani decidano di venire a vivere nel Veneto perché vogliono sviluppare una propria vita, una propria impresa, una propria attività. Questo è un elemento che è stato carente e sul quale c'è ancora molto da fare. Per farlo è indispensabile che ci sia un forte legame tra gli attori del territorio, quindi anche con alleanze e relazioni che vanno oltre agli schemi classici di divisione tra il mondo imprenditoriale, il mondo sindacale, il mondo sociale, eccetera. Queste relazioni qui sono indispensabili per supportare una fase di evoluzione. E questo è un ruolo che noi vogliamo svolgere fino in fondo per aiutare a sviluppare i prossimi anni, dove le relazioni, cioè la bontà delle relazioni e del fatto di trovare il modo di confrontarsi, eccetera, fa parte di una necessità che in qualche maniera le situazioni internazionali ce lo dicono, è venuta meno, e dove viene meno si creano conflitti, si creano situazioni gravi di tensione che poi si ripercuotono su tutti. Quindi noi abbiamo questo compito, perché essere associazione vuol dire questo, dare supporto a 360 gradi su tutte le necessità dell'impresa e soprattutto lavorare insieme con altri e con le istituzioni per fare in modo di creare un terreno fertile. E questo credo che sarà la sfida che abbiamo davanti per i prossimi 50 anni, che accompagneremo con entusiasmo e con fiducia come abbiamo fatto in questi anni. Grazie mille Matteo, sei stato chiarissimo. A questo punto io vi invito a iscrivervi al canale YouTube di CNA Veneto, c'è anche il canale su Spotify con il nostro podcast e tanti altri contenuti interessanti e molto utili per gli artigiani e non solo. E grazie a tutti. Grazie a voi e buona visione.